TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Vigili del fuoco al lavoro per il maltempo che ha colpito nel primo pomeriggio di oggi la provincia di Treviso, in particolare i comuni di Conegliano, Godega di Sant'Urbano, Sanfior e Cordignano. Squadre impegnate con idrovore e motopompe per allagamenti e alberi abbattuti. Rinforzi inviati da Venezia e Padova. Esondato il fiume Soligo a Pieve di Soligo. Interrotta la circolazione ferroviaria tra Conegliano e Pordenone a causa di un albero caduto sui binari. Al momento, sul posto, 12 mezzi dei Vigili del Fuoco con 35 operatori provenienti dai distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Asolo, Gagliarine e dal comando di Venezia. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, con il pieno coinvolgimento di tecnici, volontari e il lavoro insostituibile dei vigili del fuoco. Lo dichiara il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, a seguito dei fenomeni meteorologici che nel primo pomeriggio, come detto, hanno interessato il territorio. Le strutture regionali, aggiunge Zaia, sono in contatto diretto con la sala operativa e con i tecnici della protezione civile. Stiamo seguendo con attenzione ogni segnalazione, mantenendo un filo diretto con i sindaci e con il territorio. La Regione garantirà tutto il supporto necessario fin da subito sia per la gestione dell'immediata emergenza sia per le fasi di ripristino e ricognizione dei danni. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. L'ospedale Cafoncello si conferma un importante punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle patologie della schiena, grazie a un'integrazione virtuosa tra l'unità spinale della neurochirurgia diretta dal dottor Jacopo Del Verme e l'unità di neuroradiologia interventistica spinale diretta dal dottor Altin Staffa. Negli ultimi anni è stato elaborato e messo in atto un modello innovativo e multidisciplinare tra le due unità operative che unisce competenze mediche, tecnologie all'avanguardia e approcci mini-invasivi per offrire cure sempre più efficaci, sicure e personalizzate. Il modello adottato e i risultati raggiunti sono stati presentati oggi a Villa Carisi dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, dai due professionisti e dal dottor Giuseppe Canova, direttore della neurochirurgia. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Voltiamo pagina. Uno spazio pensato per accogliere, supportare e valorizzare il prezioso lavoro del mondo associativo del territorio. Nel pomeriggio di mercoledì 23 luglio il sindaco Renzo Carraretto ha inaugurato la Casa delle Associazioni in via Peschiere a Dosson. I lavori iniziati nel 2024 hanno interessato l'ampliamento dell'edificio adiacente il centro anziani, con un costo complessivo di circa 800.000 euro. La nuova casa delle associazioni di Casier, in sintesi, ha assorbito il volume edilizio preesistente sviluppando un piano superiore e un ampliamento laterale, adattandosi alle linee guida logistiche, funzionali ed estetiche già tracciate, senza alcun consumo di suolo e con grande attenzione al risparmio e all'efficientamento energetico, grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico e di una pompa di calore elettrica, oltre alla scelta di materiali utili a garantire un efficiente isolamento termico. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.